Buonasera, buonasera a tutti. Attendo qualche istante che vi colleghiate. Sono da poco rientrato a casa dopo un'altra lunga giornata a Torino. Oggi è stata una giornata molto impegnativa, come sempre, perché ormai tutte le giornate sono impegnative, però devo dire anche molto ricca, io credo, di risultati concreti per il nostro Piemonte, per la nostra regione, e quindi nonostante la stanchezza della giornata credo che sia importante aggiornarvi nel dettaglio, anche perché io ho poi anche provveduto a firmare la nuova ordinanza che entrerà in vigore da domenica notte, cioè da lunedì sostanzialmente, e quindi dal 4 maggio, e che sarà poi in vigore fino al 17 di maggio, così come saranno in vigore le nuove misure del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che abbiamo visto ed analizzato qualche giorno fa. Allora, la prima novità, cercherò di essere più sintetico, anche se le cose da dire sarebbero tante, anche se mi piacerebbe magari rispondere ai tanti quesiti che leggo, ma diventa difficile e complesso, ci sono migliaia di commenti, quindi rispondere a tutti diventa difficile, però credetemi che leggendo uno capisce anche quelle che sono le obiezioni, quelli che sono i dubbi, quelle che sono le confusioni, e cerca man mano di dare una risposta, di provare quantomeno a dare una risposta. Vi dicevo, oggi giornata molto impegnativa ma molto importante, perché oggi abbiamo dato il via al bonus Piemonte. Che cos'è il bonus Piemonte? Noi stiamo vivendo un momento di grande difficoltà sanitaria innanzitutto, ma questa emergenza sanitaria è anche emergenza degli aspetti legati alla vita economica, alla vita sociale, cioè non soltanto la privazione della libertà, ma anche il problema legato all'economia. Allora, il problema legato all'economia vuol dire alle ripartenze. Noi dal 4 di maggio potremo ripartire, il governo ha decretato che è possibile ripartire con tutta una serie di attività, che si possono allentare le misure di contenimento, è stato attivato un meccanismo per questo di controllo sanitario da parte dell'Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della Sanità, che permetterà giornalmente, come sapete, di avere quelli che sono gli alert, cioè quelle che possono essere le situazioni di allerta da realizzare nei vari territori del Piemonte, così come di tutta Italia. Ebbene, noi abbiamo necessità di ripartire, lo dobbiamo fare sicuramente con prudenza, lo dobbiamo fare sicuramente con cautela, lo dobbiamo fare sicuramente non dimenticandoci che c'è un bene primario che è quello della salute, ma non dimenticandoci anche che noi non possiamo contare anche le vittime economiche di questa grave crisi che stiamo vivendo, e quindi abbiamo necessità di aiutare a ripartire. Tutte le persone hanno avuto difficoltà, questa difficoltà l'altro giorno commentando la difficoltà, è una difficoltà di tutti, delle famiglie, delle imprese, è una difficoltà delle istituzioni, dobbiamo però iniziare a sostenere, iniziare a fare degli atti concreti, in attesa anche che dal governo e dall'Europa arrivi qualcosa di davvero concreto, perché al momento anche le misure che sono state stanziate opportunamente, devo dire, sia sulla cassa integrazione in deroga da una parte che sugli stanziamenti per la liquidità, i famosi 25.000 euro per le aziende, hanno delle difficoltà operative enormi, delle lungaggini enormi, tant'è che su questa cassa integrazione in deroga di cui tanti mi chiedete e su cui c'è un intasamento nazionale a livello di INPS, noi lunedì chiuderemo un accordo a livello piemontese con le banche per avere l'anticipazione di questa cassa in deroga, perché non possiamo più aspettare che sia l'INPS ad erogarla, perché per tutta una serie di rimpalli di responsabilità tutte italiane, per capirci, noi siamo ancora oggi con le famiglie dei lavoratori, quei lavoratori che non hanno ancora visto un euro concreto, reale, rispetto alla cassa integrazione in deroga che deve essere pagata dallo Stato. Per una questione, ripeto, di burocrazia, perché l'Italia ha un altro grande male da sempre, che è quello di questa burocrazia maledetta che impedisce di risolvere rapidamente tante questioni che potrebbero essere evidentemente più facili. Sulla cassa integrazione in deroga, quindi lunedì alle ore 16 c'è l'incontro col sistema bancario per riuscire ad anticipare, cioè ce la risolviamo in Piemonte, le risorse economiche necessarie per questo tipo di strumento così indispensabile per tanti lavoratori e lavoratrici che sono in cassa e che ormai sono 2 mesi che non vedono un euro di sostegno.
Noi abbiamo però tanti che stanno male, evidentemente come loro, abbiamo tante aziende che stanno male, abbiamo tante imprese che stanno male. Noi abbiamo fatto il primo atto concreto sabato scorso stanziando 55 milioni di euro per il personale sanitario della Regione Piemonte. Sono 55.000 persone, medici, infermieri, personale sanitario in generale, ai quali noi abbiamo voluto stanziare queste risorse, 37 milioni di risorse regionali, 18 milioni di euro di risorse dello Stato, per dare questo bonus, per dare un riconoscimento che sicuramente non ripagherà mai economicamente la fatica, lo sforzo, il rischio che il nostro personale sanitario ha messo in campo per combattere questa crisi, ma era un segnale che volevamo dare concreto di attenzione, di riconoscenza e di rispetto. Ebbene, dopo questo primo segnale, ad una settimana arriva il secondo, arriva il bonus Piemonte che noi abbiamo oggi definito con un contratto e che abbiamo condiviso con commercianti ed artigiani e che stanzia 88 milioni di euro, 88, a beneficio in favore di tutta una serie di attività, che sono le attività che secondo i piani del governo di Conte sono quelle che dovrebbero partire più avanti, sono quelle che vivono nella maggiore insicurezza. Sia chiaro, tutti sono in difficoltà. Noi non vogliamo dimenticare nessuno, ma dobbiamo iniziare pezzo per pezzo ad occuparci dei problemi di tutti. E allora abbiamo iniziato da questi, abbiamo iniziato dai bar, dai ristoranti, dai parrucchieri, dagli estetisti, che non solo vengono posizionati al termine della catena per quanto riguarda le possibili aperture, ma anche hanno la grave difficoltà di non sapere quali saranno le regole. Perché a me gli imprenditori che incontro non mi dicono voglio il sussidio, mi dicono voglio lavorare. E queste persone, questi soggetti, queste attività non sanno come potranno lavorare. Parlo di un parrucchiere, parlo di un estetista, parlo di tutti quegli artigiani alla persona, parlo di un bar che magari ha 4 tavolini e se gli metteranno il distanziometro nel suo locale non potrà più lavorare. Ecco, noi allora abbiamo fatto una misura. Sono 2 mesi che siete fermi, sono 2 mesi che siete chiusi, non perché volevate star chiusi, ma perché le regole dello Stato in un momento di emergenza sanitaria vi hanno fatto chiudere. Ebbene, la Regione vi aiuta. La Regione vi aiuta e vi aiuta in modo molto chiaro, molto concreto, attraverso uno strumento che abbiamo chiamato Bonus Piemonte. Cos'è questo Bonus Piemonte? Noi eroghiamo 2.500 euro a fondo perduto per tutti i ristoranti e gli agriturismi del Piemonte, sono 9.012 in Piemonte. Eroghiamo 2.500 euro per tutte le aziende di catering, che in Piemonte sono 90. Eroghiamo 2.500 euro per tutte le gelaterie, per tutte le pasticcerie, che sono 1.196. Eroghiamo 2.500 euro per tutti i bar, che sono 10.032. Eroghiamo 2.500 euro per tutti i centri di estetica e gli istituti di bellezza, 2.500 euro per tutti i barbieri, per tutti i parrucchieri, che sono 8.441 in Piemonte, e infine 2.500 euro per tutte le sale da ballo e le discoteche. Contributo a fondo perduto, ripeto, ristorante, agriturismi, catering, gelaterie, pasticcerie, bar, estetica, istituti di bellezza, barbieri, parrucchieri e sale da ballo e discoteche. In più eroghiamo 2.000 euro di contributo a fondo perduto per tutte le attività di ristorazione da asporto, per le gastronomie, per le rosticcerie, per le piadinerie, per la pizza al taglio, per tutte quelle realtà del nostro territorio piemontese che sono 2.426, che ricevono 2.000 euro a fondo perduto di sostegno da parte della Regione Piemonte. Insieme a loro tutti i centri benessere delle palestre legate alle spa, sono 301 in Piemonte, ricevono 2.000 euro di sostegno, così come tutte le attività di ristorazione non in sede fissa che ricevono 1.300 euro di sostegno perché hanno una sede non fissa di somministrazione ma invece mobile. Quindi 37.000 aziende circa che ricevono un contributo a fondo perduto. In più abbiamo previsto per tutti i taxi, che sono 1.280, e per tutti i noleggio con conducente, che sono un altro migliaio, in tutto 2.280 soggetti, un contributo a fondo perduto di 1.000 euro. Quindi 1.000 euro per i taxi, 2.000 euro per tutte le attività, le rosticcerie e le gastronomie che non fanno somministrazione ma fanno ristorazione, e 2.500 euro per tutti i bar, per tutti i ristoranti, per tutte le estetiste e per tutti i parrucchieri. Sono tanti? Sono pochi? Sono quello che riuscivamo a dare e sono, credo, una cifra importante perché sono un aiuto, sono un sostegno e sono un sostegno per ripartire.
sono il messaggio che la tua regione ti dà. Sono soldi tuoi, non sono soldi che fa arrivare chissà chi, sono i soldi dei cittadini. E i soldi dei cittadini sono soldi che ritornano nelle casse di chi è sempre stato un cittadino lavoratore. Siete stati sempre dei lavoratori, avete sempre pagato quando c'era da pagare. Ecco, oggi il messaggio è che la regione si ricorda di voi, vi aiuta a ripartire, e vi aiuta a ripartire con un metodo molto molto facile, molto molto semplice. Funziona così: se io appartengo a una delle categorie che ho detto, facciamo un esempio, io sono un parrucchiere e quindi sono fermo da 2 mesi così come gli altri, allora che cosa accade? Che mi arriva una PEC, una comunicazione direttamente dalla regione. Questa comunicazione direttamente dalla regione mi dice: caro Cirio, tu sei un parrucchiere, sei stato chiuso 2 mesi perché le regole, le leggi ti hanno impedito di aprire, noi ti diamo 2.500 euro. Che cosa devi fare? Niente, devi solo rispondere che tu riaprirai e che tu mi mandi l'IBAN sul quale la regione, attraverso Finpiemonte con liquidità immediata, versa questi 2.500 euro. Nessuna pratica burocratica, nessuna richiesta strana, nessuna richiesta di garanzie particolari. La garanzia per noi sei tu, la garanzia per noi siete voi, la garanzia per noi, per la regione, sono i suoi cittadini, sono i suoi imprenditori. Ecco perché arrivano queste risorse. Guardate, sono 88 milioni di euro, che sono una cifra importante, ma sono una parte del piano di competitività, una parte di quel piano di ripartenza che noi presenteremo lunedì. Questo è solo il secondo pezzo. Il primo era per la sanità, il secondo era per queste attività che nella sfortuna generale vivono la distanza dalla ripartenza e ancora l'incertezza della ripartenza. Ma sono soldi, sono risorse economiche che arrivano subito, senza burocrazia e soprattutto senza particolari oneri. Usateli, cari aziende, perché sono soldi vostri che ritornano a casa vostra e che servono per aiutarvi in un momento di difficoltà. Usateli per ripartire, usateli per mettervi in modo con le vostre aziende di poter ripartire al meglio. Vuole essere anche un segnale, un'iniezione di fiducia. Ma guardate, è il secondo passo. Il terzo sarà quello di lunedì, perché non ci dimentichiamo degli ambulanti. Non ci dimentichiamo dei negozi di vendita al dettaglio, se voi pensate di tante attività che noi abbiamo nel territorio piemontese, i negozi di abbigliamento, che non hanno anche loro visto un raggio di luce in tutti questi mesi. Non ci dimentichiamo. Il piano prevede altre misure che pian piano noi presentiamo, ma un pian piano veloce, un pian piano rapido, così come tutto il mondo del turismo. Tutto il mondo del turismo che evidentemente vive anche di bar e ristoranti, ma vive di alberghi. Abbiamo misure importanti di sostegno agli alberghi. Ma oggi questo secondo passo guarda in questa direzione. Ristoranti, agriturismi, esercizi di ristorazione da asporto, gelaterie, pasticcerie, bar, estetica, bellezza, parrucchieri, barbieri e sale da ballo e discoteche. E poi non dimentichiamo i nostri taxisti, non dimentichiamo i nostri NCC, il noleggio con conducente, che avranno la necessità, per obbligo, di allestire all'interno delle loro automobili dei mezzi di separazione tra le persone. E anche a loro un aiuto era importante darlo. E allora questi 1.000 euro a fondo perduto che arrivano anche ai taxisti attraverso questo stesso meccanismo, concreto, immediato e veloce, che è l'obiettivo che noi ci siamo posti di dare. Siamo in grado, entro la metà di maggio, con l'approvazione di questo documento e di questa proposta e di questo progetto, di riuscire ad ottenere questo accredito diretto sul conto di tutte le persone, di tutte le aziende che ricadono all'interno di queste categorie. Questo è il bonus Piemonte, che sintetizziamo in per noi la garanzia sei tu, perché viviamo il problema di dare sempre delle garanzie. Per noi la garanzia sei tu, la tua storia, la tua voglia di lavorare, la tua voglia di rischiare, che ti ha permesso di fare l'imprenditore per tanti anni. Ecco, questo è il sostegno alla ripartenza. Lunedì avremo l'occasione di enucleare gli altri, 55 milioni sanità, 88 milioni su questa prima misura. Il piano è da 800 milioni di euro. È un piano che prevede 350 milioni di euro di risorse regionali e il resto risorse europee. Risorse che abbiamo recuperato in tutti i cassetti e che non restituiamo a Bruxelles, ma che spendiamo qua sul nostro territorio piemontese.
In più, oltre al bonus Piemonte, io oggi ho firmato l'ordinanza per quanto riguarda la nostra nuova attività di vita, le nuove regole che saranno in vigore dalla prossima settimana e che saranno in vigore da lunedì. Allora, innanzitutto da lunedì ricordate il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che sono le nuove regole con le nuove attività produttive che vengono poste in essere, e anche con tutta una serie di regole per quanto concerne gli spostamenti che aggiungono, ricordiamole sempre, che all'interno della regione, oltre che per lavoro, per necessità o urgenza, ti muovi anche per far visita ai congiunti. Sono regole che saranno in vigore per tutto il Piemonte. In Piemonte domenica notte a mezzanotte scade anche la mia ordinanza, e per cui scadono anche alcuni limiti che erano stati posti, per cui, per essere molto chiari e sintetici, noi da lunedì in Piemonte vedremo riaprire tutti gli studi professionali, i cantieri pubblici e privati, così come prevede il decreto, gli alberghi. Sugli alberghi non sono sordo alle segnalazioni che mi sono arrivate in giornata da parte di tutte le strutture ricettive extraalberghiere, per i quali il governo non ha detto nulla, ma per il quale oggi noi abbiamo immediatamente scritto al governo, perché al momento aprono gli alberghi ma non i bed and breakfast, non aprono le altre strutture, quindi è necessario che il governo in questo faccia un intervento, perché voi sapete che noi regioni possiamo restringere ma non possiamo ampliare, per cui è necessario che per ampliare dalle strutture ricettive alberghiere alle extraalberghiere ci sia un provvedimento da parte del governo, per cui alberghi che riaprono, cantieri che riaprono, studi professionali che riaprono. Per quanto riguarda i negozi, quelli che noi avevamo anche in qualche modo fermato con un'ordinanza più restrittiva, riaprono i negozi di libreria, di vestiti per bambini e di cartolerie. Rimangono però le regole anti-assembramento, regole molto precise, regole che ci dicono che negli esercizi commerciali si va un solo componente per nucleo familiare, salvo i comprovati motivi e esigenza di portarti il bambino, se è un bambino piccolo oppure una persona anziana. Rimane nei mercati settimanali la necessità, innanzitutto sono i mercati solo alimentari che si possono fare, ma in Piemonte rimane la regola che si fanno garantendo specifiche modalità di accesso scaglionato per evitare gli assembramenti, con l'utilizzo di transenne e col presidio da parte della polizia locale e anche da parte delle associazioni della protezione civile. Tutti gli addetti negli esercizi commerciali di vendita, che siano al chiuso, che siano all'aperto, cioè sui mercati, sono obbligati ad indossare la mascherina. Questo è quello che accade nella nostra regione, dove oltre a questo nella mia ordinanza io ho voluto chiarire solo la sintomatologia. Sapete che il nuovo decreto prevede che se sei 37,5 tu non puoi uscire di casa, o se hai i sintomi. Allora i sintomi li ho voluti chiarire, quindi ci sono nell'ordinanza molto ben espressi quella che è la sintomatologia per il quale bisogna stare a casa. Ci sono le regole sulle mascherine, su questo bisogna essere molto chiari. Le mascherine, cioè i dispositivi di protezione a uso sociale, sono le protezioni delle vie aeree che in Piemonte sono obbligatorie in tutti i luoghi chiusi e accessibili al pubblico. Per essere chiari, non la tua casa privata, che è casa tua, ma per tutti gli uffici, in tutti i luoghi al chiuso tu la mascherina la devi indossare. La devi indossare sui mezzi di trasporto, per cui sul trasporto pubblico la mascherina è obbligatoria. Noi stiamo facendo distribuire le mascherine della Regione Piemonte, pagate dai benefattori piemontesi, in tutti i pullman, perché pian piano tutti i pullman possano essere dotati delle mascherine, perché se uno sale senza mascherina bisogna dargliela perché è obbligatoria. Così come abbiamo raccomandato, e alcuni lo hanno già fatto, di mettere il gel lavamani nel pullman, e poi sono previste tutte le azioni di sanificazione da parte delle strutture. Ma su questo l'attenzione è molto alta, c'è stata anche una segnalazione da parte dei sindacati dei lavoratori, per cui il mio assessore Gabusi si sta occupando proprio direttamente perché il trasporto pubblico possa essere fatto in sicurezza, sia per noi che lo prendiamo da utenti, sia però per quelli che ci lavorano. Questo avviene per le mascherine. Ho previsto poi, e l'ho voluto esprimere con grande chiarezza, il mantenimento della chiusura di tutte le strutture sanitarie, ci sono anche le RSA lì dentro, a tutti i visitatori, nessuno può entrare. Da noi sono vietati gli ingressi dal 23 febbraio, giorno in cui ho firmato l'ordinanza col Ministro della Salute, ma ho voluto ribadirlo, così come ho voluto inserire due elementi che mi sono stati molto richiesti e che abbiamo valutato anche col Comitato Scientifico, che non rappresentavano un rischio ma rappresentavano una misura intelligente e necessaria. Una è quella dei cavalli, perché mi veniva segnalato
proprio dalla Federazione Italiana Sport Equestri del Piemonte, che ringrazio anche per la puntualità e anche il garbo con cui in questi giorni, in queste settimane, hanno trasmesso questo problema dei cavalli che se non vengono fatti uscire dai box ci sono problemi proprio reali per il loro benessere. Ebbene, noi abbiamo previsto che direttamente da lunedì ci sarà la possibilità per il proprietario, per l'addetto comunque, di montare il cavallo sempre all'interno del maneggio, dove la clubhouse rimane chiusa, ma dove si può, per il benessere animale, usare l'accortezza di non far rimanere il cavaliere per più di un tot di tempo. Ci sono tutte regole precise nell'ordinanza, ma che comunque danno la possibilità di montare il cavallo da parte del proprietario o da parte dell'addetto. E poi abbiamo aperto da lunedì la toelettatura per animali, quindi la toelettatura per animali, che è un'esigenza di carattere igienico-sanitario per chi ha gli animali in casa, per chi poi ama, come io amo, ma come tanti, gli animali, e quindi da lunedì tutte le toelettature nel nostro Piemonte potranno essere aperte. Abbiamo previsto poi, come già forse vi avevo accennato, la rigorosa definizione dell'utilizzo della seconda casa. In seconda casa si va soltanto per motivi indifferibili e urgenti di manutenzione, di tutela della casa, oppure si va nel caso in cui ti scade l'affitto. Molti hanno l'affitto invernale, l'affitto stagionale scade a fine aprile, ma si va per ragioni per cui si deve davvero andare, si va da soli e si rientra in giornata. Su questo bisogna essere molto chiari. Come vedete, sono tutte misure che da una parte permettono la ripartenza, ma dall'altra parte impongono sempre la cautela e la prudenza, quella stessa cautela e la prudenza che io oggi ho condiviso anche con tutti i capigruppo del Consiglio regionale, che voglio ringraziare, perché con loro noi non solo avremo il monitoraggio romano, quello sanitario, che giorno per giorno ci dirà come si evolve il contagio in Piemonte alla luce di queste nuove misure, ma noi avremo anche un monitoraggio istituzionale preciso, specifico, provincia per provincia, perché vogliamo ripartire, ma ripartire nel modo giusto, ripartire soprattutto con una prospettiva di continuità che non ci veda doverci fermare, costretti a fermarci poi tra qualche mese o tra qualche settimana. Questo noi non lo vogliamo, ma dipenderà molto dalla responsabilizzazione di ciascuno di noi, perché si può, lo ha scritto Mattarella, e Mattarella non è solo un grande presidente, Mattarella è un po' un papà per tutti noi. Ci ha scritto chiaramente che la nostra libertà, questa nostra libertà la possiamo avere perché è un nostro diritto sacrosanto, ma oggi abbiamo delle regole per viverla. Proprio perché vogliamo essere liberi dobbiamo rispettare delle nuove regole, che sono le regole della prudenza, della cautela. Sembrano le regole di una volta, che sono le regole di lavarsi spesso le mani, le regole di utilizzare una mascherina per proteggere se stessi e per proteggere gli altri, che sono le regole di stare distanti gli uni dagli altri. Su questo ci sono state anche una serie di chiarimenti importanti da parte del Ministero. Io vi invito tra l'altro ad andare sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di digitare FAQ, che sono le domande frequenti che vengono poste. Lì troverete le risposte, ne hanno pubblicate questa sera alcune importanti che io vi annuncio. La prima è quella dei cimiteri, è possibile andare ai cimiteri. I luoghi di culto, la regola è che sono aperti, ma non ci sono le funzioni religiose ancora attive, ma i cimiteri sono stati aperti e quindi poi sono regolamentati dai sindaci, ma finalmente è possibile di nuovo tornare a fare visita ai nostri cari, così come è stato chiarito che l'attività di golf e delle badanti è autorizzata. Si era previsto, prima c'era il dubbio, ma conviventi, non conviventi, non interessa. Golf e badanti, anche non conviventi, possono continuare a lavorare, riprendere la loro attività. C'è poi tutto il dibattito sull'attività motoria. L'altra volta c'è stata anche, ho letto anche alcune ironie per quanto riguarda la possibilità dell'uscire fuori, della possibilità dell'attività motoria accompagnando un minore. La regola del decreto è molto chiara perché dice che uno può uscire di casa per fare attività sportiva o motoria individualmente, oppure per accompagnare un minore o una persona non completamente autosufficiente, e poi ribadisce la necessità all'esterno di questa distanza di 2 metri nell'attività sportiva e 1 metro nell'attività motoria. Di fronte alle domande che sono state richieste è stata data anche un chiarimento su questo aspetto. È prevista, pubblicata questa sera alle 19:30, la possibilità di fare attività motoria, la leggo così
ve la leggo adesso. A partire dal 4 maggio l'attività sportiva e motoria all'aperto è consentita solo se svolta individualmente, a meno che non si tratti di persone conviventi. È stato aggiunto oggi questo elemento, per cui prima si pensava che l'attività motoria e sportiva si dovesse fare da soli, oggi, oppure col minore o con una persona non completamente autosufficiente, oggi è stato chiarito che quindi si può fare anche con altre persone, quindi anche con la famiglia. La regola della distanza rimane sempre. È naturale che la regola della distanza, al di là delle ironie di qualcuno, è una regola che va vista col buon senso. La regola della distanza tra persone che vivono insieme, è naturale che io vivo con mia moglie, vivo con i miei figli, stiamo insieme sul divano, qui non ci sono distanze nelle nostre abitazioni. Ma la regola della distanza, quando usciamo fuori, non per preservare me da mio figlio o da mia moglie, ma per preservarci tutti gli uni rispetto agli altri, è una regola che va mantenuta come distanza sociale. E va mantenuta, attenzione, naturalmente col buon senso di capire di cosa stiamo parlando, perché se io vado in giro con un bambino di 3 anni è ovvio che non potrò tenerlo a 1 metro, perché è naturale, lo terrò ben stretto, perché lo devo tutelare, lo terrò per mano, lo terrò in braccio, spingerò il passeggino. Non è su questo che ci possono essere limiti di metri, come non ci possono essere se io accompagno una persona anziana, che magari proprio devo accompagnare e fisicamente sostenere nella camminata. Ma questi sono aspetti di buonsenso che vanno visti naturalmente col buonsenso, così come però va vista la regola che la distanza sociale deve diventare una nostra abitudine e a volte farci separare anche dalle persone con cui non siamo conviventi. Io ho una mamma che vive in un paese delle Langhe, è una mamma anziana, non vedo l'ora di poterla andare a trovare la prossima settimana. Potrò andare? Sì, perché è un congiunto. Potrò andarla a trovare, ma quando andrò a trovarla dovrò stare attento perché dovrò mettere la mascherina, dovrò tenere la distanza. Sembra assurdo dire tengo la distanza da mia madre, ma se è una persona con cui non convivo e se è una persona che posso mettere a rischio proprio perché il contagio è un qualcosa che esiste ancora, non è superato, allora è un'abitudine che noi dobbiamo imparare ad avere. È un'abitudine anche qua dolorosa, ma pian piano torniamo a quella normalità. È una questione di passaggi, è una questione di pazienza, però è una questione di rimanere tutti rigorosamente rispettosi di queste nuove regole, di questa nuova normalità verso la quale noi camminiamo. Dipenderà molto da noi il 4 maggio, dipenderà molto da noi perché noi col nostro comportamento saremo i primi a determinare quello che sarà l'evoluzione di questo contagio. I numeri sono numeri che ci dicono che la direzione è quella giusta e dobbiamo esserne consapevoli, ma non dobbiamo rischiare di vanificare questo sforzo perché noi possiamo lavorare in sicurezza, camminare in sicurezza, fare sport in sicurezza, ma dobbiamo davvero mettercela tutta per impegnarci per poterlo fare. Ho detto tante cose, non so se sono stato breve, avrei voluto esserlo di più, però per me era importante e spero essere chiaro. Per domani sera vi pubblicherò una slide molto chiara di quello che si può fare, di quello che non si può fare, sulla base anche dell'incrocio delle varie disposizioni, perché credetemi che a volte, anzi, vado in confusione come tutte le persone, tante sono le norme che ci possono essere, però cerco di essere sempre molto molto chiaro perché queste sono le regole della nostra nuova normalità a cui evidentemente tutti dobbiamo adeguarci, ma dobbiamo adeguarci avendo chiaro quello che si può e quello che non si può fare. Quindi questo è l'impegno per domani sera. Per stasera vi ringrazio soltanto, ho ricevuto tanti messaggi, la cassa integrazione in deroga so che è un problema, continuate a scrivermelo. Lunedì abbiamo l'incontro alle ore 16, quindi lunedì sera vi informerò nel dettaglio di come è andato questo incontro, perché come vi dicevo non possiamo aspettare che sia l'INPS a pagarla, perché non ce la si fa, dobbiamo risolvercela in Piemonte ed è quello che stiamo facendo con gli istituti bancari piemontesi, con una convenzione come facevamo un tempo che anticipi la cassa integrazione prima che venga pagata direttamente dall'INPS. Nello stesso tempo oggi vi dicevo bonus Piemonte, mi fido di te, la garanzia sei tu, un aiuto e un sostegno. Chi lo ha ricevuto mi ha detto grazie, chi si è sentito un po' escluso è preoccupato, non sia preoccupato, questa è la prova che sappiamo concretamente, nonostante le 1000 difficoltà e 1000 problemi, ce la mettiamo tutta e sappiamo dare anche risposte concrete. E allora arriveranno anche per tutti gli altri soggetti, perché il nostro obiettivo, ed è quello che poi
ci ha insegnato questo maledetto virus è che noi abbiamo bisogno gli uni degli altri e che noi usciamo dai problemi solo se lavoriamo tutti insieme e non ci dimentichiamo di nessuno. Grazie e buona serata.